L'autonomia il giorno dopo la presentazione della bozza in Consiglio dei Ministri, l'ira di Zaia contro gli attacchi degli amministratori del Sud. Da Bassano a Baone, passando per San Stino di Livenza, arrestata una famiglia rom responsabile di decine di furti e rapine in villa in tutto il Veneto. Ha perseguitato l'ex fidanzata per mesi, un 50enne è stato arrestato dai carabinieri e non riusciva ad accettare la fine della relazione. Infortunio sul lavoro, un giovane operaio veneziano di Stra è precipitato al suolo mentre eseguiva delle manutenzioni in un negozio di Piove di Sacco. Partirà a marzo la bonifica dell'ex discarica abusiva di Robegano, i lavori attesi da anni sono stati annunciati oggi dall'assessore regionale Marcato. Mozart e Rossini al via la programmazione del Gran Teatro La Fenice, che in occasione del Carnevale propone 3 pezzi da 90, non ci sarà il ballo ma non mancherà il divertimento. Il fine settimana sarà caratterizzato dal bel tempo, sole e temperature che andranno oltre i 10 gradi. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'autonomia in primo piano, il giorno dopo la presentazione della bozza in Consiglio dei Ministri, l'ira di Zaia contro gli attacchi degli amministratori del Sud, e avverte il Movimento 5 Stelle si rispetti la volontà dei veneti. Cosa le sta dando più fastidio in questi giorni? Le bugie. Perché se tu sei al Sud e al Sud va male, dovresti essere così sincero da dire ai tuoi cittadini che il male di oggi che sta vivendo il Sud, e a me dispiace, non è per causa dell'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, perché noi non ce l'abbiamo l'autonomia. La pazienza a Palazzo Baldi a quanto pare è finita. I giorni di fuoco dell'autonomia e gli attacchi che arrivano soprattutto dagli amministratori del Sud, il governatore della Campania De Luca in primis, si trasformano in benzina sul rogo. Così nel giorno in cui i consiglieri regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria firmano un documento per chiedere che il federalismo sia solidale, Zaia replica tutte le paure che stanno montando in queste settimane. La verità è che la classe dirigente del passato ha governato male il Sud e forse anche qualcuno del presente, e questo mal governare poi fa pagare il conto ai cittadini, che sono le uniche vittime di questo sistema. I cittadini del Sud devono chiedere l'autonomia per le loro regioni e lì vanno al vedo e verificheranno se ci sono sprechi o no. Nel frattempo c'è quell'ultimo miglio che rischia di diventare più di un miglio. Vedi la voce contro dossier, afferma Movimento 5 Stelle. Intanto bisogna avere ben chiaro che questa è una riforma epocale e come tutte le riforme epocali ha un travaglio che sarà sicuramente importante. Però c'è un testo, ci sono dei punti sui quali non c'è accordo, però voglio ricordare che le forze politiche che ci governano hanno sostenuto, sia Lega che 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, hanno messo nel contratto del governo l'autonomia. Se qualcuno si chiama fuori è un altro discorso, però io penso che il dialogo che c'è tra Matteo Salvini e Di Maio ci porterà a trovare una soluzione. Il messaggio ai pentastellati e al governo è chiaro. Devono essere rispettati i veneti, a Roma sanno che debbono rispettare 2.328.000 veneti e anche gli altri che non sono andati a votare. Noi siamo qui pronti a spiegare e anche a dimostrare che tutte quelle cose che dicono e che si leggono sono semplicemente falsità. Pronti a spiegare dunque quello che chiede oggi in un intervento su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala, del PD, con un appello. Fermatevi e discutiamo. Chiarite agli italiani di cosa si sta parlando. Trovando però una risposta decisa. Beppe Sala rappresenta una forza politica, ovvero il PD, che ha impugnato a noi veneti il referendum, quindi è il suo partito che addirittura non voleva farci fare il referendum. Figuratevi se adesso vogliono farci fare l'autonomia. Dunque i contrasti restano, gli ostacoli pure, ma Zaia si dice ottimista, ma proprio non tollera il termine che più va per la maggiore in questi giorni, la cosiddetta secessione dei ricchi. Sono bagiannate, anche perché questa non è secessione dei ricchi, è la volontà di portare responsabilità nei territori. Anche dai palazzi della regione i leghisti rispondono compatti alla rivolta del Sud contro l'autonomia veneta. Fare una contrapposizione fra nord e sud oggi per mera speculazione politica la trovo irresponsabile e pericolosa, soprattutto per il meridione, perché qualcuno mi deve dimostrare in maniera incontrovertibile che negli ultimi 50 anni, con il sistema centralista che abbiamo avuto fino ad oggi, il divario fra nord e sud si è ridotto e che i parametri socio-economici del meridione sono migliorati.
Il centralismo finora non ha consentito lo sviluppo del Sud, l'autonomia differenziata è una grande occasione di rinascita, anche e soprattutto per il Meridione. Con questa argomentazione l'assessore regionale Roberto Marcato replica il dossier contro l'autonomia veneta diffuso dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle proprio nelle ore in cui la bozza del provvedimento veniva discussa in Consiglio dei Ministri. Se qualcuno aveva un dossier così pregnante avrebbe dovuto dirlo a inizio discussione, non a firma del decreto. Prova a buttare acqua sul fuoco il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Le richieste che abbiamo fatto sono all'interno della Costituzione, quindi né più né meno di quanto prevede la Carta fondamentale dei cittadini italiani, quindi mi auguro e spero che anche queste perplessità, questi nodi vengano sciolti. Nessuna secessione dei ricchi, insiste Ciambetti, ma solo la possibilità per i territori che lo richiedono di amministrare con responsabilità i servizi per i cittadini. Non c'è nulla di egoistico, non c'è nulla di così travolgente se non fare le cose più efficaci e efficienti vicino al territorio. Per un movimento che ha sempre detto di voler rappresentare il cambiamento, che osa Marcato, mettersi a far battaglie in difesa dello status quo sarebbe paradossale. Lo sapevamo, l'abbiamo sempre saputo, che in questo Paese le resistenze, le zavorre al cambiamento sono pesantissime. D'altronde noi aspettiamo riforme da 20 anni che non sono mai arrivate. Quindi non è che questa che è una riforma epocale non avesse questo tipo di freno. Da Bassano del Grappa a Baone, passando per San Stino di Livenza e Ficarolo, arrestata nel Padovano un'intera famiglia rom, responsabile di decine di furti e rapine in villa in tutto il Veneto. Razziavano case, portavano via gioielli, orologi, argenteria, un'impresa di famiglia, quella sgominata dai carabinieri di Este, in manette padre, madre e 2 figli, tutti e 4 dediti a rapine e furti in villa. Luisa Bradici, Marco, Anthony e Roberto Bosiak, cittadini rom residenti a Borgo Veneto nella Bassa Padovana, sono ritenuti gli autori di almeno 18 colpi commessi in provincia di Padova, Vicenza, Venezia e Rovigo e in provincia di Lucca. Una banda ben organizzata con uno schema d'azione preciso. Prima i sopralluoghi, controllavano se le abitazioni avessero sistemi d'allarme o videosorveglianza o se avessero cani e porte blindate. Arrivavano a suonare il campanello per verificare la presenza dei proprietari, poi entravano in azione con cacciaviti e piedi di porco. Per gli spostamenti in tutta la regione in Toscana avevano a disposizione un parco auto ben fornito, in uso a tutta la famiglia di etnia rom. Durante 2 colpi a Baone e a San Stino di Livenza i 4 hanno rubato anche delle armi, solo in parte ritrovate dai carabinieri. Ad ottobre invece 2 di loro sono stati fermati a Bassano del Grappa, accusati di ricettazione perché trovati in possesso di gioielli rubati. Agivano soprattutto all'imbrunire, prediligevano le case singole, vestivano di scuro e non temevano nulla, l'unica paura erano i cani. Ecco come ci si può difendere dagli assalti. Prendere un cane, che forse è la cosa che è molto più semplice. Poi, se è possibile, anche sistemi di videosorveglianza, ma basterebbe essere più attenti a inserire i sistemi di allarme e non mettere in posti scontati denaro, soldi e soprattutto le chiavi della cassaforte. I carabinieri hanno recuperato circa 170.000 euro di refurtiva. Per il momento la famiglia criminale è accusata di 18 colpi commessi in meno di un anno, ma la lista dei furti potrebbe allungarsi. Grave infortunio sul lavoro, un giovane operaio veneziano di Sta è precipitato al suolo mentre eseguiva delle manutenzioni in un negozio di Piove di Sacco. Il 30enne è un tecnico di un'azienda di telefonia, stava lavorando sull'impianto di un ortofrutta in via Garibaldi, all'improvviso ha perso l'equilibrio schiantandosi da un'altezza di circa 4 metri. A soccorrerlo per primo è stato proprio il titolare del negozio che ha immediatamente chiamato i soccorsi, permettendo ai paramedici di arrivare sul posto in pochi minuti. Il 30enne è stato trasferito all'ospedale di Piove di Sacco e non sarebbe in pericolo di vita. Incidente a Salzano dove in mattinata si è rovesciato un auto articolato cisterna.
Attimi di paura questa mattina verso le 9:30 in via Villatega a Salzano. Un camion cisterna contenente soluzioni di lavaggio si è rovesciato di fianco lungo la SP35. Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto con 3 automezzi, tra cui l'autogru e il personale del nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico. Hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto il travaso dei liquidi contenuti nella cisterna in un altro camion, per poi proseguire con il recupero del mezzo. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine per la deviazione del traffico. Ed ancora a cronaca, la loro relazione si era interrotta da mesi, ma lui, un 50enne residente in provincia di Trento, non ha mai accettato la fine. Ha cominciato a chiamare l'ex fidanzata 35enne di Fiesso d'Artico in maniera insistente, a mandarle messaggi, email, a presentarsi a casa sua. La sua situazione era diventata ormai insopportabile, tanto da decidere di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ieri sera, dopo l'ennesima occasione in cui il 50enne la infastidiva, i carabinieri l'hanno arrestato e accusato di averla tormentata per settimane, raggiungendola ovunque lei andasse. Si presentava sotto casa, al lavoro, la seguiva dappertutto. Domani mattina è prevista l'udienza di convalida dell'arresto. Sono 6 nel territorio veneto le discariche abusive oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea. Per una di queste, quella di Salzano, il problema sta per essere risolto. Partiranno a giorni i lavori per la messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano nel comune di Salzano, sito che rientra fra quelli oggetto della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia sulle discariche abusive. Consisterà nella conterminazione di quei rifiuti che sono stati nel tempo accumulati in quest'area, che originariamente era stata sottoposta a delle depressioni perché era una cava di argilla. Successivamente sono stati depositati questi rifiuti industriali e questi rifiuti appunto oggi verranno assolutamente conterminati con dei setti bentonitici laterali, il fondo di argilla e sopra un grande capping per proteggere e restituire al territorio quest'area. La Regione ha affidato la gestione dell'intervento alla sua società Veneto Acque con un investimento di 2,5 milioni di fondi legati alla legge speciale per Venezia. I lavori saranno avviati tra febbraio e marzo e si concluderanno entro l'anno. La discarica, rimasta in attività dal 1979 all'85, è una piaga ereditata da anni, oggetto di numerose proteste della popolazione. Attorno a Marghera, attorno a Venezia ovviamente c'è stata un'industrializzazione pesante da tutti i punti di vista, quindi sia di rifiuti solidi urbani come anche di rifiuti speciali e pericolosi. Per cui era importante che l'interlocuzione e l'approfondimento fosse sin dall'inizio serio, perché i problemi che ci venivano prospettati erano seri. Lo scorso dicembre era partito a Chioggia un analogo intervento per la riqualificazione ambientale dell'ex discarica comunale di Valdario. Restano invece da completare le bonifiche del vallone Moranzani, ampia area di Porto Marghera dove sono ancora presenti tonnellate di fanghi inquinanti. Complesso perché c'è tutta la regimazione delle acque, oltre il problema degli elettrodotti. Passeggiava da solo in piena notte guardandosi intorno con fare sospetto, atteggiamento che ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia durante i controlli dopo le molte segnalazioni di furti tra il centro di Mestre e Corso del Popolo, quando gli agenti hanno fermato il 24enne trevigiano in via Cappuccino. Addosso aveva diversi arnesi da scasso, cesoie, una tronchesi, uno scalpello di ferro da circa 30 cm, il kit del ladro, segno che sarebbe stato pronto ad entrare in azione da un momento all'altro. Tutti gli attrezzi sono stati sequestrati dagli agenti della squadra volanti, mentre il 24enne pregiudicato è stato denunciato. Presto gli sarà notificato anche il foglio di via dal Comune di Venezia. Ed ora l'immagine di un San Valentino particolare, quello vissuto in ospedale da Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore è rimasto paralizzato da un colpo di pistola a Roma. Un bacio appassionato tra un palloncino e dei peluche, ma soprattutto l'immagine che vuole continuare è quella di Manuel Bortuzzo e della fidanzata Martina, che hanno festeggiato così il loro San Valentino. Ci prenderemo tutto, la frase a corredo della foto postata da Manuel su Instagram, subito visualizzata da migliaia di persone. Tra queste anche Bebe Vio, che ha voluto a modo suo sostenere Manuel nella lunga via della riabilitazione, e l'ha fatto con foto della medaglia conquistata in Coppa del Mondo e con un post dedicato a tutti coloro che cadono, ma appena possono si rialzano e riprendono a correre o a nuotare.
Ed è tutto il mondo del nuoto italiano a sostenere Manuel Bortuzzo. In un video postato dalla federazione ci sono i capitani delle squadre nazionali di nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto maschile e femminile e nuoto per salvamento. Dal Sincronet Manila Flamini alla capitana del Sette Rosa Elisa Queriolo, passando per i nuotatori Federico Turrini e Simone Ruffini, tutti invitano a fare il tifo per Manuel, convinti che presto tornerà in vasca. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ci sarà anche la badante di condominio nelle nuove case comunali destinate agli anziani ad Altobello. In questa settimana inizieremo le assegnazioni ai nuclei anziani e alle persone disabili che sono risultate vincitori del bando che l'amministrazione comunale ha fatto. I nuovi alloggi dedicati agli anziani si trovano all'interno del cosiddetto Campo dei Sassi, parte del più vasto contratto di quartiere i cui lavori sono proceduti a rilento tra mille difficoltà, soprattutto a causa dei ritardi di Ater. Il bando chiuso lo scorso agosto conteneva una novità assoluta in termini di servizi. È il primo condominio con la badante di condominio, tra virgolette, quindi ci saranno 3 operatrici che seguiranno i 28 anziani presenti nella struttura e saranno appartamenti strutturati proprio con domotica, con tutte le facilitazioni per rendere facile all'anziano, anche non perfettamente deambulante, essere tranquillo in casa sua con l'assistente familiare presente nel condominio. Le 4 operatrici si daranno il turno per garantire una presenza H24 all'interno del condominio. Altre attività di animazione sociale saranno fatte e quindi sarà un esperimento sociale importante in cui l'anziano potrà essere un condominio a sua misura con persone che possono seguire le sue esigenze. In questi giorni appunto inizieremo ad assegnare le case. Nuova legge in discussione in Consiglio regionale sul tema delle ludopatie. 6 miliardi di euro all'anno spesi dai veneti in giochi e scommesse. Il dato in costante aumento vede la nostra regione al quinto posto nazionale per spesa in gioco d'azzardo, dopo Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna. Poco invidiabile podio invece per quanto riguarda lo specifico delle slot machine, che ci vede terzi a livello nazionale dopo le assai più popolate Lombardia e Lazio. Oltre ai piani regionali già varati negli scorsi anni per il contrasto alle ludopatie, l'assessore al sociale Manuela Lanzarina ha presentato in Consiglio una nuova normativa per cercare di arginare il fenomeno. Il problema del gioco d'azzardo e ludopatia è un problema molto serio, basta pensare ai numeri che ci sono in Veneto, sul fatto che noi stiamo dando indicazioni, anche la nuova legge regionale che è oggi in quinta commissione rimarca il fatto che le nuove sale devono essere posizionate lontane dai luoghi sensibili e sicuramente una scuola è un luogo sensibile, questo anche per rafforzare i regolamenti e le ordinanze dei vari sindaci. Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo, sole temperature che andranno oltre i 10 gradi. I nostri microfoni il generale Giancarlo Iannicelli, meteorologo. Permarrà ancora un forte campo di alta pressione anticiclonico che protegge un po' tutte le nostre zone e la protezione è data dal fatto che le perturbazioni sono costrette a scorrere al di là delle Alpi, quindi diciamo subito tempo stabile, quindi cielo in prevalenza sereno sia per sabato che per domenica. L'unico problema è velatura del cielo nelle primissime ore e con il passare del giorno sarà sempre più evidente il fenomeno dei banchi di nebbia che si formeranno in pianura durante la notte e le prime del mattino, quindi ripeto, cielo in prevalenza sereno. I venti saranno deboli, direzione variabile, le temperature, grazie anche ai rasserenamenti, avremo delle massime che supereranno i 12-13 gradi, questo sempre all'ombra, al sole saranno più alte, i valori minimi dovrebbero mantenersi al di sopra dello zero termico. Per quanto riguarda le previsioni, con questa situazione possiamo allargarci fino a tutta la prossima settimana, caratterizzata da tempo stabile, da tempo soleggiato. Il problema sarà ancora la formazione di nebbia che sarà sempre più evidente ma che interesserà la pianura durante la notte e nelle prime ore del mattino e poi si dissolverà. E per la nostra pagina dedicata al Carnevale di Venezia scopriamo ora cosa ci riserva il Gran Teatro La Fenice.
La musica che abbiamo scelto è musica accogliente per lo spirito del carnevale, pensando sempre che noi siamo un luogo di cultura, ma la cultura deve essere, non va mai vista con troppa soggezione, altrimenti poi dopo, come dire, rischiamo di ritrovarci con gli stati d'animo delle scuole quando dovevamo essere interrogati. La cultura è la cosa più vicina alla nostra vita, è la nostra vita di tutti i giorni. Al via la programmazione carnescialesca del Gran Teatro La Fenice, che per questa occasione propone 2 titoli di rara esecuzione del catalogo mozartiano, Il sogno di Scipione e Il Re Pastore. Entrambi i pezzi sono 2 pezzi del giovane Mozart, addirittura Il sogno di Scipione del giovanissimo, perché aveva 15 anni, qui ne aveva 18, ma comunque parliamo sempre di un giovane talento che in questa musica ci fa sentire tutta la vitalità rispetto a questo mondo del teatro musicale che lui stava esplorando. Poi sarà la volta di Rossini. Domenica prossima arriva l'Italiano in Algeri. L'Italiano in Algeri di Rossini, Gioachino Rossini, compositore legatissimo a Venezia, che a Venezia ha iniziato e finito la sua carriera italiana, la vede con l'Italiano in Algeri proprio del 1813, quando aveva 21 anni, vede proprio facciamo una produzione nuova di quest'opera che Rossini aveva scritto per un teatro veneziano nel 1813. Quest'anno non ci sarà il ballo della cavalchina, ma abbiamo 2 serate su Italiani in Algeri che continuano dopo lo spettacolo con un cocktail alle Sale Apolline. Le Sale Apolline che sono sempre state un luogo di musica, in passato anche di intrattenimento. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 gli ospiti in studio: Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso, e Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. E questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto tempo per lo più stabile, tuttavia al mattino non si escludono persistenti foschie e nebbie sulle pianure. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 2 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà il sole a prevalere con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addensamenti sulle coste. Temperature minime comprese tra 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.